Eccoci qua nuovamente insieme. Allora, vediamo innanzitutto fake news, come riconoscerle, e questo è un aspetto importante, come evitarle e come difendersi, facendo delle ricerche da più fonti sostanzialmente, come diceva lei prima, per capire qual è tra le tante informazioni cercare di incrociarle, eccole qua, perché non è semplice riconoscere una notizia quando soprattutto circola sul web o viene mandata attraverso dei messaggi, WhatsApp, social e quant'altro, se sia vera o meno. All'inizio uno dice ci casca, indubbiamente ci casca. Bisogna usare fonti di informazioni diverse, oppure andare all'origine della notizia, no? Allora, io da quando ho cominciato il mio percorso nella comunicazione a livello anche universitario, la prima cosa che mi hanno raccomandato è stato: verifica sempre le fonti. Tradotto in italiano significa che se io mi metto su Facebook e racconto qualsiasi balla spaziale, no? E la condivido, perché l'importante è condividerla anche con quei 4 amici del bar, perché adesso, dicevo anche sabato scorso in una sessione, no? Uno per diventare da invisibile a visibile, no? Basta che pubblica foto, video, anche sue personali, dei suoi familiari, di minori matti, no? Fuori di testa, no? Perché chiaramente dentro si insinuano come al solito, no? I famosi furbetti, no? E quindi anche le foto dei bambini, dei figli, eccetera, diventano oggetto di compravendita da parte di gente disgraziata, la chiamo io, poverette disgraziati, perché altro non possono essere. Per cui, tornando a bomba, il discorso come riconoscere, no? Le fonti. Allora, è chiaro che se mi arriva su Facebook una notizia, non so, che 100 modi di fare la carbonara, poi dopo tutti quanti vanno, no, a cercare, allora c'è questo sito, quell'altro sito, eccetera. Ma la cosa fondamentale per riconoscerle non è solo le fonti, ma come dobbiamo fare ad evitarle queste famose fake news. Cioè per poterle riconoscere devo andare a cercare, diciamo, un pochettino di fonti per capire se questo mi sta dicendo una cretinata, mi fa perdere tempo. Oggi non si può andare a perdere tempo e andare a cercare su altre fonti che non siano quelle che mi sono arrivate. Allora, come si riconoscono? Innanzitutto si possono evitare, cioè se non sono di mia pertinenza. Già, per esempio, c'è gente che annoiata va a cercare tutto quello che gli esce su Facebook o su Twitter, va a cercare su Facebook tutte quelle notizie che magari sappiate che su Facebook, no? Se io una volta scrivo, no, che sto cercando come si sconfigge il diabete, sono profilato come diabetico, per cui mi arriva di tutto e di più. L'erba cipollina, il coso, la patata o con l'OGM, eccetera, per non prendere il diabete o per guarire da malattie infettive e quant'altro, per cui siamo profilati. Quindi attenzione, evitarle significa, se non mi interessa, ma che ci vado a cercare a fare? Non mi interessa, so, la priorità è la prima cosa. Allora, non vorrei contraddire il signore in studio, che mi pare una persona intelligente e autorevole, ma le fake si trovano al 90% sul web, perché non c'è controllo, e poi chiunque si sente autorizzato a fare informazione. Sui social si sa che tipo di utenza c'è. Infatti stiamo parlando proprio del web, quello è il discorso. Io e il signore mi pare che stiamo dicendo più la stessa cosa. Ecco, questo è un problema di... Ecco, fermo. Vedi, la comunicazione. Presidente, fermo. Vuol dire che lei sta parlando e il suo messaggio non è stato recepito correttamente. Il mio messaggio è stato recepito in maniera forse un po', non dico non chiara, sono stato poco chiaro. Ecco, esatto. Riprendiamo allora, rewind, andiamo al linguaggio. Allora, io adesso, siccome appunto tra l'altro il tempo vola, voglio anche andare a vedere con chi abbiamo a che fare, nel senso che i problemi più grossi che voi avete riscontrato, slide numero 2, sono gli invisibili e gli ultimi.
giusto? Cioè chi sarebbero costoro? Cosa vuol dire? Cosa intendete dire? Quindi... Ecco, io dico che ne ho parlato, ripeto, la settimana scorsa e lo ripropongo oggi a beneficio di chi volesse magari pensarci su un attimo. Chi sono gli invisibili? Quanti sono? Come si diventa invisibili? Ma come si riesce a dare loro voce? Gli invisibili sono quelle persone a cui arrivano le comunicazioni e che non riescono a portare fuori le loro istanze. Stiamo parlando, se parlavamo prima dei pensionati, no? Non usano il mezzo, no? Il mezzo è il messaggio, se non uso il mezzo non comunico niente. Allora, come si fa a dare loro voce? L'altra domanda importante, questo lo dico subito appena finisco le 3 domande, perché l'informazione resti a portarle all'attenzione della gente. Io penso che questo sia scontatissimo. A nessuno piace aver cura degli altri se non c'è qualcosa che li motiva. Aver cura dell'altro, della persona, significa aver cura della persona con tutte le sue abilità, disabilità, con tutto quello che ne consegue. Per cui è importantissimo veicolare il messaggio rendendolo accessibile e fruibile anche a queste categorie. E qua stiamo parlando di persone con disabilità, stiamo parlando dei giovani che non hanno, quelli che non studiano, non lavorano e che stanno in casa là sul computer o magari anche sui social. Stiamo parlando dei pensionati, noi siamo, come dire, i recettori, no? Delle istanze dei pensionati, perché da noi vengono persone che hanno bisogno di informazioni, ma anche persone che hanno bisogno di essere difese. Noi infatti tutte le nostre associazioni hanno il loro ufficio legale, hanno il loro sito, hanno il loro... Però è anche fisiologico, io sto pensando, è anche fisiologico, perché, adesso vediamo questo messaggio, la disinformazione è pericolosa per la salute, sì, ai noi, perché ci fa, Signore, ci fa preoccupare tanto. In generale, informazione e disinformazione, tutto ormai è fonte di preoccupazione e comunque... Se la disinformazione riguarda elementi anche magari dell'alimentazione o magari farmaci eccetera, diventa pericoloso, assolutamente sì. Però le persone che hanno più strumenti, anche a volte dico sono anche benestanti, possono avere come tutela, vanno da figure professionali qualificate, no? Invece chi, come diceva lei prima, è il target che magari ha meno disponibilità economica per varie ragioni eccetera, e torniamo sempre a quel discorso, va a un'associazione di consumatori, è ovvio. E quindi voi vi trovate ad essere il ricettacolo di tantissime questioni, ma è normale. Scusami, l'associazione dei consumatori penso che sia diciamo, la strada più breve per questa gente per poter avere delle risposte, perché in genere sono immediate, veloci, gratuite, non hanno presunzione, perché sono basate su quelle che sono, diciamo, tutte le informazioni che le associazioni recepiscono. Poi chiaramente, come dice il signore, ha detto prima, la disinformazione è dannosa per la salute, ma la disinformazione nasce proprio nel momento in cui l'informazione diventa caotica, diventa over, cioè troppa comunicazione, troppi messaggi, troppo di tutto, quando non si riesce ad approfondire. La disinformazione nasce dal mancato approfondimento delle notizie. Per cui il signore ha ragionissima, quel signore di prima invece mi ha beccato al volo proprio dicendo, per non contraddire che... io stavo parlando in un certo modo, poi il signore ha specificato qual era il suo punto di vista nelle ultime 3 righe. E probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa, però il linguaggio non andava bene. Non va bene, bisogna mettersi a ragionare sul linguaggio. Ecco chiaramente... di cosa, quando io parlo dei più fragili. I più fragili hanno meno chance del signore che mi ha risposto qua in televisione, hanno meno chance e non hanno potuto neanche esplicitare questa loro, perché se io avessi parlato fino adesso e non mi ha capito il 90% delle persone, magari se uno è fragile non riesce neanche a dirmi guarda che io non ho capito niente di quello che ha detto. Rewind, parliamone. Ecco, questo è un modo anche per fare una comunicazione bidirezionale e non univoca. Quando uno si siede qua, come me, sta facendo un discorso, sembra che
Anzi, oggi sto un po' pontificando, mi devo calmare. Infatti, allora, fermiamoci, torniamo sui nostri binari. Sui fragili e sulle persone torniamo che secondo me hanno bisogno. Allora, abbiamo sempre la slide numero 2, quali contesti inclusivi creare per favorire l'integrazione. Ecco. Allora, già qua la terminologia utilizzata è contesti inclusivi per favorire l'integrazione. Cosa vuol dire? Cosa si intende per contesti inclusivi? Se io voglio includere tutte le persone nel mio processo comunicativo, devo creare un contesto inclusivo. Cos'è il contesto? Stavo parlando prima di sembra una fesseria, ma è una cosa molto semplice. Il sito. Il sito è un contesto. Se io non creo un contesto accessibile a tutti, io sto facendo un servizio mediocre, perché non lo rendo accessibile a tutti. Quindi il contesto è l'ambiente che io creo. Certo. Viene uno nel mio ufficetto, io ho un ufficio piccolino, no? Ma trova cosa? Trova linguaggio, trova coerenza, competenza e comprensione. Quello è il contesto. C'è qualche vecchio, scusi vecchio, anziano, ma ho detto vecchio, non è una parolaccia, ma mi bruceranno sul rogo. Io sono vecchio, loro sono anziani. Che è venuto da me, si è seduto e ha detto: guarda, mi sento un imbecille, però se riesci a spiegarmi, dottore, perché ho fatto sta roba qua e che cosa c'è sotto, io non faccio neanche il reclamo. Se ho sbagliato, pago. Cioè, questa è l'inclusione. Dare la possibilità alle persone di esprimere il loro punto di vista, ma creargli un contesto anche come dire, di rapporto umano, perché ormai ci stiamo tutti spendendo su sta roba dei tecnicismi. Prima parlavamo dei famosi programmi televisivi, insomma, quelli, ecco, posso strappare tutti sti fogli quando vado a vedere quelle cose, perché non creano un contesto. Cioè il contesto è litigare, sovrapporre le voci, non far capire alla gente che vorrebbe anche capire il tuo punto di vista per poterti criticare, ma non riesci a farlo. Poi dopo la televisione, chiaramente l'abbiamo conosciuta noi io sono degli anni 50-60, per cui ho visto Carosello, ho visto la televisione che alle 12 si spegneva e ho visto Alberto Manzi che insegnava le stecche, le A, le B, le C. Ma le epoche sono cambiate. Queste sono cambiate le epoche. Adesso siamo nell'epoca dei social. Benissimo, lavoriamo sui contesti e vediamo se anche un social network può diventare un contesto vivibile, cercando di usare, per esempio, un linguaggio appropriato. Perché quando io vado sui social devo vedere degli scempi di linguaggio? Ma queste sono le persone che lo fanno. Vedi, e sono le persone. Allora, vuol dire se c'è libertà. Vogliamo aiutare almeno le persone che vogliono capire qualcosa di tutto sto ambaradà, dargli delle informazioni che non siano né fake news, né che siano delle informazioni fuorvianti. Mo sto pensando alle bollette. Se vediamo 2 minuti sulle bollette, allora adesso andiamo in pubblicità. Mi viene male a pensare sta roba qua. Andiamo in pubblicità e poi vediamo gli altri capitoli che abbiamo aperti tra poco.